Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, io sono Alessandro Gnocchi, siamo su Radio Libertà. Spero che si senta bene l'audio perché c'è un pandemonio incredibile al Salone del Libro di Torino che potete vedere. Alle mie spalle c'è l'Oval, che è il padiglione dove nessuno voleva andare all'inizio e dove tutti vogliono essere oggi, anche perché c'è la lounge con il buffet, ma lasciamo perdere questi dettagli materialistici. Allora, qui c'è un sacco di gente, oggi è la giornata delle scuole, però io vorrei fare un messaggio che forse non è molto edificante e non è, diciamo, molto in linea con il trionfalismo e con il conformismo di questa manifestazione, perché questa manifestazione, vedete, non è niente altro che la rappresentazione tangibile di quello che è il potere editoriale. Cosa trovate qua? Principalmente, a parte diciamo i libri degli editori minori che hanno piccoli stand che dovete andare a cercare talvolta rimanendo in giro delle mezz'ore, qui sostanzialmente si vendono tre cose. La prima cosa che si vende è sono i libri dei giornalisti famosi. Per giornalisti famosi intendo i giornalisti di notorietà televisiva, quindi non lo so, Rizzoli si è presentata con uno stock di novità che sembra prelevato di peso appunto dai palinsesti di La 7 o anche, diciamo, dal reparto firme di Repubblica, per cui c'è il libro di Massimo Giannini, c'è quello di Annalisa Cuzzocrea, e insomma tutti i libri sulla Meloni, contro la Meloni, eccetera eccetera. E questo è il primo tipo di libro. Il secondo tipo di libro che troviamo ovunque è che sembra il libro unico del salone, che è il libro a favore della Palestina e dei pro-Pal. Molti stand sventolano la bandiera palestinese, tutti gli stand hanno della saggistica, diciamo, a senso unico, perché alla fine sono sempre saggi o libri che spiegano il genocidio annunciato, il genocidio di qua, il genocidio di là, ma libri invece che spieghino come mai una parte del mondo sciita voglia cancellare Israele dalle mappe e cosa sia successo il 7 ottobre. Ecco, questo tipo di libro invece non lo trovate. Il terzo tipo di libro che trovate è il libro di donne scritte per donne, in cui si racconta la vita di donne che hanno fatto cose che il patriarcato ha voluto cancellare, ma insomma potremmo dire che qui tutta la letteratura è al femminile, anche quella scritta da uomini, per cui non lo so, abbiamo degli autori, non so, io penso a Alla La Gioia, come dice il mio amico parente, e a altri scrittori, specie del giro romano, che di fatto scrivono per le donne, ma in questo c'è anche, come dire, un astuto calcolo di mercato, in realtà molto semplice, cioè sono le donne a vendere, a comprare libri e a tenere su il mercato della lettura, e quindi di conseguenza gli editori cercano libri o scritti da donne per altre donne o libri scritti da uomini che però tengano in mente che il lettore tipo attualmente è una donna, e questo ce lo dicono i dati AIE in maniera incontrovertibile. Oggi ci sono incontri di varia natura, ma diciamo che anche gli incontri di fatto sono una conferma della vera natura di questa manifestazione,
che non è la promozione del libro e della lettura, è la espressione pubblica, il far vedere a tutti qual è il potere editoriale, chi conta qualcosa e chi non conta assolutamente nulla. Poi ci sono dei casi particolari, come ad esempio le edizioni Sette Colori. Le edizioni Sette Colori sono un'edizione d'area riconducibile vagamente al centrodestra, insomma non è una casa editrice militante, però sicuramente è composta, cioè, storicamente si colloca in quell'area, e il direttore editoriale è il grande Stennio Solinas, che è stato a lungo capo delle pagine culturali del giornale e oggi collabora. Qui hanno fatto un catalogo estremamente raffinato, un catalogo che verrà premiato domani, verrà premiato, Sette Colori vincerà il premio della migliore nuova casa editrice e probabilmente si porterà anche a casa un altro premio, che è il premio della migliore casa editrice in assoluto, votata dagli addetti ai lavori e dal pubblico. Io qui vi posso far vedere uno dei titoli nuovi, non so che si legge al contrario, è Josep Pla, Il quaderno grigio. Pla è il più grande autore in lingua catalana del Novecento e questo libro è un'impresa, è un rischio incredibile anche dal punto di vista economico, perché è un libro enorme, copertina hardcover, come si dice in gergo, insomma un grandissimo lavoro di traduzione per un personaggio che ancora non è noto in Italia, quindi un rischio economico, però mi sembra che sia partito molto bene, perché appunto Sette Colori ha la fiducia dei lettori, un po' come la Delphi, per cui ha dei lettori che si comprano tutto quello che esce, io sono tra questi, e quindi ha già venduto 1000 copie. Ora, 1000 copie, voi sapete bene quali sono le cifre dell'editoria. Le cifre dell'editoria sono che se un libro vende 2000 copie oggi è un grande successo, un libro di questo tipo, cioè un libro raffinato, ricercato. Sopra le 2000 copie si parte con il Carnevale di Rio. Questa soglia si abbassa sempre di più. Un tempo era 5.000 il break even, cioè il momento in cui l'editore iniziava seriamente a guadagnare, in cui poteva partire il passaparola. Adesso questa soglia si è abbassata moltissimo. Stavano dicendo appunto specchio del potere, non dimentichiamo che tra le grandi novità del salone c'è, non so, l'ultimo libro di Serena Dandini o il romanzo, sì, di Luciana Littizzetto, una cosa che francamente lascia perplessi, perché provate a sfogliarlo se vi capita in libreria, è una cozzaglia di sketch mal riusciti, di parolacce, di allusioni al sesso, insomma una vera e propria schifezza. Va bene, ma questo non è che ci stupisca più di tanto. C'è un fenomeno, anzi ce ne sono due di fenomeni che vanno segnalati, e sono fenomeni che si possono cogliere attraverso una passeggiata nei 3, 4, 5 ormai padiglioni, il padiglione 1, 2, 3 che sono quelli tradizionali e padiglione 4 che è nuovo e che è dedicato interamente ai bambini, perché gli altri lettori forti, dopo le donne, sono i bambini, e quindi c'è una grandissima attenzione sia dalla parte del salone, che mette uno spazio a disposizione dove possono leggere, giocare, essere intrattenuti, eccetera, e c'è però anche la grande attenzione degli editori, che infatti hanno degli stand, quelli gli editori per bambini, hanno degli stand leggermente enormi e si capisce perfettamente perché. Poi c'è un'altra cosa che è di quest'anno, ma l'altra cosa ve la dico subito dopo la interruzione. Ci andiamo ad ascoltare un brano, vediamo cosa potrebbe essere. Rock and roll dei Led Zeppelin potrebbe essere.
Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Questo che vedete da lontano è il Salone del Libro, l'ingresso dell'Oval, il padiglione dove un po' alla volta si stanno collocando tutti i grandi editori. Stavamo parlando delle tendenze e avevamo appunto interrotto prima di segnalare quella che secondo me è la più grossa novità, molto evidente, insieme allo spazio per i ragazzi, di questa edizione. Infatti nel padiglione 2 troviamo un intero corridoio e anche di più dedicato al self-publishing, ovvero ci sono case editrici, c'è lo stand di Amazon dove ti spiegano come puoi autopubblicarti sulla loro piattaforma. Ci sono poi una serie di librerie del self, ma sono molto grandi, molto rilevanti, in cui gli autori che si sono autopubblicati, cioè che hanno stampato il libro a loro spese, si mettono lì e lo vendono. Voi dite, vabbè, non ci sarà nessuno in questo stand, anzi sono più di uno, sono 2 le librerie, tutte e 2 nel padiglione 2 fanno angolo e invece sono assolutamente prese d'assalto. Ci si trova anche qualche libro bello, ad esempio quello di Filippo Olivieri su Stanley Kubrick, è un signor libro. Filippo Olivieri è uno dei maggiori esperti di Kubrick, voleva fare un libro come voleva lui, senza dover scontrarsi con le esigenze della grande editoria. Se l'è fatto da solo e mi risulta che stia andando bene. Poi c'è una serie di stand, anche quella piuttosto estesa, in cui ci sono gli editor, cioè tu sei un autore che si autopubblica, benissimo, in questi stand ci sono delle persone che si qualificano come editor, che la figura dell'editor è quello che sceglie i libri in teoria, qui non li sceglie, però li corregge, li sistema, li mette in modo che siano un prodotto editoriale. Bene, se pensate che nessuno si vada a occupare gli scranni di questi stand, vi sbagliate, perché c'è pieno di gente. Quindi il self-public, questo ci dice qualcosa, ovvero che la mediazione delle grandi case editrici non è più così richiesta, è una cosa che dà prestigio ma non dà soldi, e quindi se un autore autopubblicato riesce comunque a crearsi il suo giro di lettori fedeli, cosa che non è facile certamente, poi c'è il caso che guadagni molto di più rispetto a l'anticipo che viene dato dalle case editrici tradizionali. Ma noi abbiamo detto che questa è la fiera del potere che si autocelebra, ma lo si vede anche dal titolo che hanno scelto. Questa edizione è dedicata alla figura di Elsa Morante, che è una figura molto complicata, e in particolare al suo libro Il mondo salvato dai ragazzini, che è un libro molto difficile da definire. Diciamo che è un libro di poesie, anche se in realtà non sono solo poesie, ci sono anche prose liriche e altre cose, e diciamo il pezzo più importante, le 2 pagine più importanti, sono questo manifesto degli happy few, cioè dei pochi felici, che se la prendono con gli unhappy few, con i molti infelici, o gli infelici molti, dice la Morante. Ma chi sono questi happy few? Viene un sospettino che gli happy few siano sempre loro, quelli che decidono chi entra nel salotto o letterario, ammesso che esista ancora, francamente no, però insomma ci siamo capiti, quello che seleziona le persone giuste, quello che decide che possono pubblicare per un grande editore, quelli che insomma distribuiscono le carte, che così si celebrano, perché nella poesia della Morante i pochi felici sono quelli che leggono, studiano, si approfondiscono, capiscono la complessità, eccetera, eccetera. Mentre gli unhappy few, i molti infelici, gli infelici molti, sono la massa che sta entrando anche nel salone, temo, e sono appunto i borghesi sostanzialmente, che invece nulla capiscono, nulla approfondiscono, nulla producono e nulla sentono.
è una divisione un po' manichea, anzi un po' molto manichea. È la distinzione che poi sta alla base, torniamo sempre lì, alla superiorità antropologica della sinistra, e come dire, un salone che si presenta così alla fine finisce con l'autolegittimarsi, no? Con il darsi la patente, appunto noi siamo gli happy few e voi pubblico pagante siete gli unhappy few. Nelle parole della direttrice in realtà tutto questo doveva avere un altro senso e ce l'ha, ha anche quest'altro senso, ovvero il mondo salvato dai ragazzini, perché appunto ci sono spazi nuovi dedicati al pubblico dei ragazzini. Però insomma il libro è quello e il libro quello dice. Fu un libro tra l'altro che incontrò il disappunto, espresso in termini molto cortesi, perché la Morante e Pasolini erano amici, erano stati amici, poi avevano litigato e appunto Pasolini fa notare proprio questo, cioè le dice in sostanza sì, gli happy few che dovrebbero essere quella classe intellettuale illuminata che in realtà però guarda non esiste, e tu sbagli soprattutto a prendertela con gli unhappy few, perché Pasolini era tutto tranne nei fatti uno snob, e quindi lui amava in realtà una buona parte degli unhappy few. I borgatari sicuramente, che lui amava anche fisicamente, certamente appartengono a questa categoria, alla categoria degli unhappy few, degli infelici molti. Quindi alla fine è venuta fuori una sorta di autocelebrazione. È un peccato, nel senso che forse un libro, cioè il libro della Morante è un libro complicato, perché la Morante stessa a un certo punto si deve essere accorta che rischiava di dire qualcosa che non voleva dire esattamente in quei termini, perché lei non voleva in realtà difendere i suoi amici romani, a partire da Moravia, però di fatto poi fu letto così. Ma la Morante era una scrittrice troppo grande per non rendersi conto che forse non aveva centrato l'obiettivo, oppure che non l'aveva saputo spiegare fino in fondo. In ogni caso, quello che vediamo qui è proprio questo, cioè gli happy few che vendono i loro libri agli unhappy few. Ma tutto questo risuona ridicolo nel momento in cui noi troviamo nel salone una miriade di libri anticapitalisti, antimercato, anti-occidente. Ma ragazzi, però venite a venderlo, voi che l'avete fatto, venite a venderlo in una vetrina del potere, lo stand lo pagate 3.000 euro se va bene, rischiate di non rientrare neanche dalle spese, perché per molti il salone è in perdita secca, perché le vendite non coprono la spesa, che non è solo la spesa dello stand, è anche la spesa del trasporto, la spesa dell'allestimento e così via. E poi le ore di lavoro, poi gli alberghi e poi i ristoranti e così via. E quindi venite a venderlo in ciò che è il tempio del mercato editoriale, con un risultato che è, francamente, io capisco perché ci siete, cari editori editori illiberali, ci siete perché se no è come una specie di certificato di esistenza, no? Partecipare al salone. Beh, ero al salone, allora esisto. Va bene, esistete, non c'è dubbio, a volte fate anche dei libri molto belli, però un po' di coerenza, no? Se il mercato è male assoluto, cosa ci fate qua? Questo è mercato puro, anzi questo è un supermercato della cultura, dove si vendono solo alcuni libri realmente, che sono i libri di chi già detiene il potere editoriale. Quindi sveglia, si può anche vivere senza andare al salone, credo. Ultimo appunto, oltre a Sette Colori, l'altro grande editore che nessuno conosce è l'editore Nero di Roma, che fa dei libri stupendi di ispirazione
anarchica, realmente anarchica. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.